Oggi si celebra la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Non sono particolarmente propenso a parlare di queste giornate nazionali perché credo fermamente che l'impegno contro due devianze che possono cambiare la vita in negativo dei nostri bambini o dei nostri ragazzi, delle nostre bambine o delle nostre ragazze è sicuramente un impegno che deve essere costante ogni giorno. È importante parlare con loro, far capire quanto è fondamentale nella nostra vita rispettare l'altro ed è quello oggi il messaggio più importante che deve passare, perché se noi partiamo da un'educazione al rispetto per l'altro, forme di violenza fisica e psicologica come il bullismo e il cyberbullismo non hanno più motivo di esistere. Ben vengano iniziative finalizzate a potenziare le azioni di prevenzione contro bullismo e cyberbullismo, tra l'altro in concomitanza con la settimana internazionale sulla sicurezza informatica. Oggi i dati legati al bullismo, al cyberbullismo, alla sicurezza informatica sono davvero preoccupanti. Sappiamo di essere in un contesto di emergenza educativa, di violenza, tra l'altro tra gli adolescenti. Sappiamo che sta avvenendo qualcosa di davvero pericoloso per le nuove generazioni, ma questo non ci deve scoraggiare, questo non ci deve far demordere dal operare ogni giorno per cercare di sensibilizzare i ragazzi. L'avvento dell'intelligenza artificiale, l'arrivo di questa grande rivoluzione digitale può anche peggiorare la situazione. Lo abbiamo già visto in forme di devianze davvero pericolose, non soltanto messe in atto da adulti ma anche da adolescenti e preadolescenti. Quindi abbiamo bisogno di sensibilizzare, ma soprattutto anche noi adulti abbiamo bisogno di essere consapevoli su quelli che possono essere i rischi del bullismo, del cyberbullismo, della devianza, anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma anche ribaltare il concetto, dare speranza spiegando che le nuove tecnologie possono rappresentare un'opportunità per i nostri ragazzi, per il loro futuro. E questo è il messaggio forte che oggi, in questa giornata, dobbiamo a tutti i costi far passare, e l'impegno deve essere costante, non legato soltanto al 7 febbraio di ogni anno.